Oh, prima che ci voglio. No, vero. Già fatto, così. Devo rientrare. Devo rientrare ora. Signora. Vabbè. Carmela, scusa. Carmela. Vedi che sei venuto a fare la rimproverata e sei No, poi la cosa veloce non ti Amici di Sportizi ed appassionati di calcio, ben trovati al centro universitario sportivo di Palermo. Si gioca la gara valida per il campionato regionale giovanissimi Under 15 di fronte CUS Palermo e Monreale, partita che chiude il 2002 per entrambe le squadre. Prima un minuto di silenzio. perché non c'è un numero, se no ci avessi chiamato lui. No. Il minuto di silenzio che verrà eseguito ovviamente per ricordare la figura di Sinisa Mihailovic. Non appena il direttore di gara sarà pronto a mettere il fischio, verrà effettuato.
osservato il religioso silenzio qui al campo di Via Altofonte, personaggio che sicuramente ha segnato tanti anni del calcio italiano, che verrà ricordato in tutti i campi di calcio per le gare che si giocheranno oggi e domani dalla Serie B a scendere, e sicuramente nel cuore, nei sogni di questi ragazzi che scenderanno in campo anche oggi, l'ambizione di vivere una carriera come quella dell'ex difensore serbo, che tante cose anche allenato in Sicilia, a Catania, nel 2009-2010, tra le altre cose ottenendo anche grandi risultati. Ma tuffiamoci nella diretta, iniziando con le formazioni che scenderanno in campo oggi, partendo dal CUS, che schiera Bozzotta con il numero 1, poi con il numero 18 Mutisi, numero 3 Casisa, numero 4 Sollena, numero 5 Goua, numero 6 Vitrano, numero 7 Romano, numero 8 Catanese, numero 9 Vetrano, numero 10 Villeci, numero 11 Santoro. Monreale che risponde con Vassallo in porta, poi con il numero 2 Del Monte, numero 3 Prestigiacomo, numero 4 Conigliaro, mentre inizia la partita. Numero 5 Greco, numero 6 Torregrossa, numero 7 Puccio, numero 8 Nicosia, numero 9 Mannala, numero 10 Mazza, numero 11 Castro Filippo, ragazzi a disposizione di mister Di Gaetano, che tra altre cose con le immagini di Sportisi li ritroveremo domani pomeriggio per la gara del campionato juniores alle ore 14:30 sul campo del Partini Caudace. Qui intanto primo attacco del CUS con questo tiro bloccato in due tempi, non irresistibile la conclusione di Casisa. Vassallo è comunque riuscito a parare in due tempi, a mettere subito in movimento Del Monte, scusate. Del Monte è qui fermato dall'intervento di Romano, chiuso poi in fallo laterale da Conigliaro, quindi fallo laterale per il CUS Palermo, con Casisa ancora a cercare il movimento ottimo da parte di Romano in area dopo aver saltato un po' di avversari, mette in mezzo il pallone, c'è il tocco sotto misura, poi la palla rimane ancora buona, lontana, con Prestigiacomo la difesa del Monreale, poi ancora CUS che recupera un buon pallone, c'è la conclusione dalla distanza, palla che si perde fuori. Buon inizio per la squadra di Perrone, che vuole chiudere in bellezza quantomeno sul proprio campo il 2022 per la categoria giovanissimi. E intanto Vassallo è pronto a rimettere in gioco con i piedi al fondo, invio abbastanza corto, prolungato da Nicosia. Ha recuperato palla soltanto per un attimo il CUS con la giocata da parte di Santoro. Ricomincia Goua. Casisa prova a far correre ancora Romano, chiude però la difesa in maglia blu, che però non riesce a disimpegnare definitivamente allora Catanese. L'intervento su Villeci, poi ancora sfera allontanata per evitare guai da parte dell'11 ospite. Goua sulla pressione da parte di Castro Filippo alleggerisce a Bozzotta, poi scivola Vitrano, poco la palla non diventava buona per il Monreale. Villeci, lancio a cercare Romano che anticipa il suo diretto avversario. Romano, la palla in profondità per Vetrano numero 6, Vetrano numero 9, solito scambio di identità quando giocano i giovanissimi di marca CUS. Intanto il direttore di gara ha ravvisato un fuorigioco proprio del numero 9, preferito oggi a Mortillaro nel ruolo di punta centrale. Intanto Torregrossa per il calcio di punizione, palla spizzata da Castro Filippo, va giù Vitrano, l'arbitro fischia un calcio di punizione. Fallo di Mannala sul numero 6, sul capitano della squadra in tenuta nera. Oggi giornata che sicuramente non fa pensare che siamo ad una settimana dal Natale, tanto caldo già dalle prime ore del mattino. Villeci prova a girarsi, a prendere campo il 10 del CUS, che prova a far partire e riesce Casisa entra in area, Casisa prova ad evitare un avversario,
Poi però chiude bene la difesa del Monreale dopo il primo intervento da parte di Conigliaro. Rimessa per gli uomini di Perrone con Catanese. Billeci perde palla, Billeci, poi prova a subentrare Gowa che effettivamente recupera, consente ancora al suo numero 10 di ricominciare da Bozzotta. Oggi Bozzotta a sua volta preferito a quello che solitamente difende i pali della squadra, ovvero sia Anzalone, che spesso e volentieri si è segnalato anche per ottime prestazioni. Qui intanto il lancio verso Romano, l'ottima chiusura di Del Monte che aiuta nell'uscita Vassallo. Invia il portiere del Monreale verso il cerchio centrale del campo. Qui Mannola non riesce a gestire il pallone e allora ci pensa Vitrano all'alleggerimento su Bozzotta. Poi Gowa, Casisa, Romano prende il centro, poi cerca improvvisamente la palla in profondità su Santoro. C'è l'uscita non troppo convinta da parte di Vassallo che in qualche modo nega il tiro al suo avversario. Motisi, Sollena ancora per Motisi che sterza verso il centro, nuovamente Sollena. Billeci cerca di scavalcare e cambia gioco su Casisa che va sul fondo. Casisa prova a passare dal centro, c'è un contatto, l'arbitro lascia correre, ma ancora Cussi in possesso. Romano con lo scarico, Catanese, zona tiro per lui, e infatti ci prova, tiro piazzato, troppo morbido però per provare a impensierire Vassallo. Prova a ripartire il Monreale, ma c'è un'altra palla persa in mezzo al campo. Allora Santoro ne approfitta, parte Santoro in mezzo a due, lo ferma alla fine Torregrossa, poi sfera allontanata da Mazza. C'è però ancora il Cus in possesso con Sollena, dribbla un paio di avversari, evita anche il terzo, è costretto a defilarsi il numero 4 del Cus che cerca un'improbabile giocata col tacco, viene fermato. Poi Mannalà fermato dopo aver saltato Motisi per una rimessa che verrà battuta. Il Monreale che guadagna poi un calcio di punizione, quindi 6 minuti e mezzo che se ne sono andati, parziale che non è cambiato, con anche fin qui l'inizio comunque abbastanza soft da parte delle due squadre, forse un po' più di Cus dopo questa prima frazione di primo tempo. Quelli che sono gli ultimi 70 minuti di questo anno, mentre qui la palla scorre fuori sul calcio di punizione battuto da Torregrossa. Bozzotta che può andare a rinvio dal fondo su Anderson Gowa. Casisa sicuramente tra i più sollecitati in questa prima parte di gara. Casisa, intanto il lancio da parte di Romano, c'è un fallo ai suoi danni, allora punizione Cus. Ricordiamo che da programma, mentre intanto c'è una palla messa fuori da Del Monte in fallo laterale, da programma oggi Sportisi ritornerà in diretta sui campi della promozione direttamente dal comunale di Marineo, mentre il Cus guadagna il primo calcio d'angolo della partita dal comunale di Marineo per la sfida tra Città di Casteldaccia e Villarosa, girone B del campionato di promozione. Intanto occhio alla battuta del primo calcio d'angolo della partita con Billeci che voleva giocare corto su Santoro, alla fine la mette sul primo palo, in qualche modo Romano, poi la palla rimane lì, la allontana Torregrossa però sui piedi di Casisa che cerca il tiro col sinistro, in precario equilibrio non trova la porta.
Ha fregato. Il calcio di punizione, Torregrossa. Colpo di testa di Gowa. E la palla balla nel cerchio centrale del campo. Villeci la scarica su Motisi. Catanese. Sollena prova a dribblare Torregrossa, poi passa in mezzo a due. Santoro lo aiuta. Casisa. Sbaglia il tocco, probabilmente voleva servire Vetrano in area di rigore. Poi svirgola malamente Conigliaro, riesce comunque a disimpegnare la difesa del Monreale, anche se il Cus ribatte colpo su colpo. Sollena, Vetrano. Vetrano al limite, chiude tutto Torregrossa. Che si sta occupando, almeno in questi primi minuti, di cercare di rompere il gioco tra difesa e centrocampo, con il Cus che attacca con tanti uomini e quindi c'è bisogno di una maggiore copertura in quella che è la zona, diciamo, del limite dell'area di rigore. Villeci. Go. Porta sul pallone, arma il piede di Casisa che cerca di dare in profondità una palla per Vetrano, a tu per tu con Vassallo, ancora Vetrano, e la palla poi finisce in calcio d'angolo, occasionissima per il Cus. Dopo 10 minuti e mezzo angolo già battuto corto. Santoro, il cross di Villeci rasoterra, prova ad arrivare Vetrano che viene agganciato, poi Sollena per il gol che sblocca la partita. Un tiro quasi per caso da parte del numero 4, che forse si aspettava un fischio a favore dei suoi, ma quel che conta di più, 11 minuti, Cus Palermo in vantaggio. Riprende il gioco al Cus, partita che si è sbloccata da una quarantina di secondi proprio in favore della squadra di Perrone, con la rete di Vetrano, mentre intanto ancora il Cus che attacca con Santoro. Ovviamente il gol è di Sollena, non di Vetrano. Vetrano era andato giù in area, eccolo qui Vetrano che cerca un'altra azione pericolosa, il tocco centrale per Santoro in area, poi c'è Catanese, tiro ribattuto dalla difesa di un Monreale un po' molle in questi primi 12 minuti e spicci di partita. Intanto Del Monte va a lungo, ma ci sono ancora solo maglie nere a controllare il pallone. Go. Casisa insegue il pallone, lo raggiunge, poi cerca questa palla in aria per Vetrano, il quale cerca la girata. Chiude Greco, calcio d'angolo. È il secondo per il Cus Palermo, che al di là degli angoli sta imprimendo la sua supremazia alla partita. La battuta intanto di Villeci dalla bandierina, non arriva nessuno, allora Catanese sul secondo palo col controcross, colpo di testa da parte di Romano sopra la traversa. E ancora occasione per il Cus. Lei ben vada. La battuta lunga di Vassallo, poi sul prolungamento arriva Catanese che serve Casisa. Casisa affrontato e fermato con la palla che finisce in fallo laterale in favore del Monreale. Buona la pressione da parte di Puccia, con la rimessa che viene raccolta da Catanese, la spinta
da parte di Mazza. E allora punizione per gli uomini di Perrone quando sono scaduti i primi 14 minuti, quindi ci avviciniamo anche alla boa di metà primo tempo. Primo tempo che fin qui sta vedendo nel CUS Palermo un chiaro padrone. Billeci pressato, allora prova a ripartire il Monreale con Mannala che resiste a Billeci, Sollena lo ferma, poi Catanese con un'apertura un po' troppo pretenziosa per la corsa di Motisi. Allora la rimessa in favore della squadra di Gaetano che cerca di giocarla con Torregrossa. Lancio in profondità, Gowa in anticipo, decide di anticipare anche l'uscita di Bozzotta. Vitrano la può controllare con calma e anche qui mancanza di pressione sul tentativo di uscita palla al piede del CUS con Sollena che viene però fermato. Mannala in posizione regolare, ancora Mannala la palla allargata per la corsa di Puccia che prova ad arrivare ma resta fermo sui blocchi. Allora Casisa può opporsi e può guadagnare calcio di punizione con Billeci che esce anche con eleganza da una zona pericolosa. Fallo di Mannala, altro fischio Signor Trapani, buongiorno. contro il Monreale, con il tecnico ospite che contesta questi fischi. Gowa, Vitrano, Motisi per Santoro che stringe verso il centro, poi decide di puntare e accelera. Tocco centrale, anticipato Vetrano. Monreale che però è costretto ancora una volta a buttare via palla. Catanese resiste per un attimo alla pressione, poi perde palla sull'attacco di Mazza, poi Puccia cerca Mannala sulla corsa, pallone irraggiungibile. Allora Bozzotta scambia con Vitrano, poi passa all'altro centrale, ovvero sia Gowa. Lancio lungo a cercare Vetrano, il colpo di testa a mettere fuori a parte di Del Monte, poi Puccia per Mannala in mezzo ai due centrali, in particolare Vitrano che prima gli porta via palla, poi esce bene, palla al piede. Catanese forse con un attimo di ritardo, in effetti è palla persa per il CUS. Mannala riceve la sponda, ancora una volta troppo lunga da parte di Castro Filippo, e allora Bozzotta può uscire senza problemi. Vitrano, Motisi, Vetrano controlla, spalla alla porta, poi prova a far correre Santoro, un'ottima idea anche ben eseguita. Santoro prova ad andare sul fondo, poi converge, ne salta due, ancora Santoro prende praticamente le vie del centro, poi propone questa palla sul secondo palo per Casisa, buono nelle intenzioni ma c'è l'uscita di Vassallo che poi rimette in gioco male, costretto agli straordinari qui il centrocampo del Monreale che chiude anche su Catanese. La rimessa è del CUS dopo l'ultimo tocco di Mazza. Con le mani Casisa per Catanese che scavalca verso l'area di rigore, il colpo di testa a metter fuori, nuovamente Catanese, forse è spinto, sì, spinta di Torregrossa sul numero 8 Cussino, e allora punizione Posto. Ciao pa. Vi manco, vi manco. Vi manco, vi manco. punizione per Vetrano che cerca il primo palo e la palla finisce in rete. Gran gol da parte di Vetrano che scavalca Vassallo, traiettoria che ha sorpreso un po' tutti ma alla fine porta a casa il risultato, ovvero sia quello di portare al raddoppio il CUS Palermo.
Vetrano, alza la mano! Si riprende con il Cus che dunque raddoppia con Vetrano. Una bella conclusione da parte sua, che ha beffato Vassallo. Ancora Cus. Santoro, la chiusura soltanto temporanea ai danni di Vetrano e calcio di rigore. Intervento di Greco su Vetrano. Scatenato oggi il numero 9, preferito a Mortillaro nello spot di punta centrale. La scelta senza dubbio giusta, almeno per quello che si sta vedendo. Tanto Santoro è già pronto dal dischetto. Santoro che sfida Vassallo, direttore di gara che invita tutti a stare fuori dalla linea dell'area di rigore. Poi parte Santoro con il sinistro e la palla che finisce in rete. Ci aveva provato e c'era anche riuscito in parte Vassallo a respingerla. 20 minuti, 3-0 per il Cus. È partita che ormai ha preso una direzione ben precisa. Manca un quarto d'ora alla fine del primo tempo, ne mancano 50 più recupero alla fine del match, ma per quelli che sono stati i primi 20 minuti dell'una e dell'altra squadra, la sensazione è che stanno giocando due partite diametralmente opposte alle due squadre. Tutte cose Cus che oggi è privo di un giocatore importante come Kevin Moye, porta in panchina un altro talento cristallino come Cristian Lacorte, ma non sta risentendo almeno per il momento di quelle che sono queste assenze, o comunque assenze dal primo minuto. Lacorte è comunque pronto a subentrare dalla panchina nel caso in cui ce ne fosse bisogno. È chiaro che nel caso in cui il risultato dovesse rimanere così netto, addirittura ampliarsi ulteriormente, è probabile che mister Perrone dia magari spazio a quei giocatori che hanno fatto meno in termini di minutaggio. Ricordiamo che il Cus è ottavo in classifica e anche qualora dovesse vincere scalerebbe di una posizione, salirebbe a quota 21, mentre il Monreale rimarrebbe inchiodato a 0 punti dopo la disputa di quello che è il primo spezzone di campionato, le prime 14 giornate del girone di andata. Poi ricordo che le squadre torneranno in campo all'indomani dell'Epifania con il primo turno del girone di ritorno. Nel caso specifico delle due squadre, il Monreale giocherà una partita abbastanza proibitiva contro il Palermo, mentre per il Cus di mister Perrone altro impegno in casa contro il Team Calcio, squadra che attualmente corteggia la zona playoff, così come il Cus con questa vittoria potrebbe rilanciare le proprie ambizioni per la seconda metà di stagione. Ricordo che il Team Calcio, tra altre cose, è squadra che deve ancora giocare, giocherà alle 12 contro il Gonzaga sul campo del Gonzaga, altro incontro che si sta giocando in questo momento nello stesso girone, ossia il B, è quello che oppone Academy Ribolla e Sporting Pallavicino. Qui intanto c'è la chiusura su Vetrano che però insiste, per poco non porta via palla a Greco, ci riesce in ultima istanza. Gran giocata ancora di Vetrano sulla linea di fondo, sbilanciato, finisce a terra, l'arbitro lascia giocare. E allora si riparte dal fondo con Vassallo, la battuta lunga, colpo di testa a prolungare da parte di Torregrossa, poi arriva Mutisi che però liscia l'intervento sul pallone. Allora riparte il Monreale, ma chiude bene, recupera dal suo stesso errore Mutisi. Santoro, Torregrossa su di lui, allarga l'alettone il numero 6, commette fallo, calcio di punizione.
Casisa. A me da sud, per fare Io mi sono stato fuori, poi mi sono battuto dopo 92, quando hanno fatto a Montenegro, a Buongiorno, a Maggi. A perché? allora Si riparte con un fallo laterale per il Monreale, ci avviciniamo agli ultimi 10 minuti del primo tempo. Torregrossa fermato da Sollena, poi scambia con Vetrano, Santoro, i tre autori dei gol alla ricerca del dialogo. Poi c'è un fallo contro, fallo ai danni di Santoro e punizione. il 2 ha segnato, invece il terzino destro ha segnato. Intanto prova a recuperare palla Mannalà, che però è troppo solo lì davanti. Sicuramente sta accusando la brutta giornata dei suoi compagni, in particolare chi dovrebbe ispirarne la manovra offensiva. E mi ha detto che il 2 è quello che si ammazza più degli altri, dicendo anche se non è Qui prova a proporsi ancora il Monreale, ma Catanese interviene per la palla messa in fallo laterale da Del Monte. Allora rimessa per Casisa. Il Romano prova a passare, in qualche modo ci riesce. Ancora Romano dimentica per un attimo il pallone, poi lo ritrova. Sempre Romano in mezzo a tre, lo chiude Torregrossa, ma ancora Catanese ad alimentare l'azione. Sul fondo Catanese, Torregrossa su di lui, poi Del Monte in fallo laterale. Più il buco che chiedevano di sistemare, se ne vanno 100 euro. Rimessa battuta da Casisa verso l'area di rigore, controlla qui Sollena, che poi alimenta ancora l'azione. Sollena in aria, Romano, un po' di confusione, Romano si libera, ancora Romano, il gol del 4-0 col Cus che dilaga ulteriormente il poker della squadra di casa, firmato da Romano. Chi mi sa fare una cosa ma non perché Allora punteggio che cambia ancora al 27esimo minuto. Sono 4 i gol del Cus, ma il Monreale che sbaglia un altro controllo. Rimessa per Casisa, go indietro su Bozzotta. poi ho detto capisco lo fai, poi fra una cosa e l'altra La palla in avanti su Santoro che prova a correre. Santoro non rallenta, anzi decide ancora di puntare e ci riesce. Santoro, ingresso in area, salta un altro avversario, sempre Santoro, infermabile per i suoi avversari. Poi Catanese si gira, calcia Catanese, bella parata qui di Vassallo. Poi a vuoto Sollena, subentra Gowa che evita l'intervento di Castrofilippo. Motisi la mette in mezzo male, allontana ancora la difesa del Monreale, ma c'è Gowa. Gowa decide di ricominciare da Bozzotta. Mette in avanti poi Vetrano, Santoro. Santoro stringe, poi cerca in profondità Vetrano, la palla è buona, la posizione è regolare, anzi no. Palla in avanti
poi Catanese fermato, la palla viene spazzata via ancora in malo modo da Nicosia. Casisa si comincia da Vitrano chiaramente, Pus che gioca anche con maggiore tranquillità. Sa bene la squadra di Perrone che la vittoria può uscire dalla cassaforte solo nel caso in cui dovesse letteralmente sparire dal campo la squadra in tenuta nera. Rinvio di Vassallo che forse ha colpito anche Vetrano. Palleggio di Romano fermato. Go in avanti Catanese, poi Sollena, Motisi, palla in avanti, Vetrano prova ad accompagnare Motisi, la palla di ritorno per lui, Torregrossa si oppone, Motisi prova a metterla, Torregrossa però è bravo a intervenire e anche a subire il fallo. Squadra che, va detto, abbastanza sperimentale, almeno per quella che è la fascia di età dei ragazzi in campo oggi, non solo oggi ma in tutta la stagione del Monreale, che qui perde ancora una brutta palla. Catanese, Vetrano chiuso ancora, Torregrossa, che non è un caso essere tra i più, diciamo, esperti, sono dei pochi 2008 in campo, anche un 2010 per il Monreale, almeno tra gli 11 titolari. Qui Romano passa su Del Monte, ancora il duello 3, l'ultimo tocco è del numero 7, autore dell'ultimo gol circa 4 minuti fa, dicevo, di Greco, classe 2010, quindi 12 anni e mezzo praticamente in mezzo a ragazzi più grandi anche di 2 anni, che in queste fasce di età fa tutta la differenza del mondo. Catanese, palla per Romano, a tu per tu con Vassallo che però si oppone bene in uscita. Una giocata che se fosse arrivata sullo 0-0 avrebbe sicuramente mandato su tutte le furie il suo allenatore. Vitrano, Motisi, Sollena prova a far correre Santoro che però viene anticipato, poi trova il pallone Santoro, serie di finte per l'11 che converge. Catanese la piazza ancora una volta e Vassallo con una grande parata in calcio d'angolo. E ci fanno fare sappiamo devo fare tagliare. Però bello quel tiro, Bravi entrambi in questa azione. Alla fine il duello l'ha vinto Salvatore Vassallo. Intanto Romano prova ad allungare la falcata, perde il rimpallo, perde anche il pallone, perché si riparte dal rinvio dal fondo proprio di Vassallo, che dunque, nonostante i 4 gol incassati, tutti e 4 va detto non con percentuali di colpe da parte sua, si è comunque ritagliato un momento positivo nella partita, questa grande parata su Catanese qualche secondo fa. Go! Ultimi 2 minuti in arrivo, almeno per il primo tempo. Difficile che il direttore di gara assegni recupero, anche perché al di là del punteggio netto bisogna dire che non ci sono state grosse interruzioni. Santoro intanto, a proposito di chi non interrompe la sua corsa e la sua partita, qui però costretto a fermarsi perché si trascina il pallone fuori. Adesso rischia di subentrare anche la voglia di strafare, però che c'è tutto un secondo tempo da vivere. C'è l'invio di Vassallo, prolunga Mazza, poi Castrofilippo non riesce a giocarla, c'è anche un fallo di mano, punizione Cus già battuta. Villeci, Motisi scambia con Sollena, ancora il terzino destro, mandato in campo al posto di Benedetto rispetto a quelle che erano le intenzioni iniziali di Perrone. Qui però sbaglia il cross.
E allora per quello che è l'ultimo minuto di questo primo tempo, il rinvio di Vassallo sui piedi di Vetrano, che poi prova a lottare, interviene con Igliaro, l'arbitro ha ravvisato un intervento con il braccio da parte dell'autore del secondo gol del CUS. Calcio di punizione sicuramente bello da vedere. Tanto non è arrivato il fischio del direttore di gara. La battuta lunga, controllo di Mannalà, poi non supportato dai compagni. Vitrano interviene, Mannalà però Gowa allontana e per l'arbitro basta così per il primo tempo. Un fischio non troppo convinto per un primo tempo a senso unico. Finisce 4-0 dopo i primi 35 minuti tra CUS Palermo e Monreale. La successione dei gol con Sollena che sblocca la partita, raddoppio su punizione di Vetrano, il tris di Santoro su calcio di rigore, poi il poker calato nel finale del primo tempo da Romano. Per restate collegati con noi, prendiamo alcuni dei nostri contributi dai campi della Sicilia e poi torniamo per il secondo tempo qui dal CUS. Si scrive Don Carlo Misilmeri contro Oratorio San Ciro e San Giorgio Marineo, ma si legge ovviamente derby dell'Eleuterio. Terzo incrocio stagionale. Si scrive Don Carlo Misilmeri contro Oratorio San Ciro e San Giorgio Marineo, ma si legge ovviamente derby dell'Eleuterio. Terzo incrocio stagionale tra le due formazioni che distano pochissimi chilometri e che si sono già affrontate nel consueto antipasto di Coppa Italia. È duello molto interessante tra la formazione di Utro e quella di Tomasello, in palio ai punti della terzultima giornata del campionato di eccellenza Girone A, una giornata che ha visto anche il ricordo e il supporto da parte del calcio nazionale verso la popolazione di Ischia, e anche la tifoseria della Don Carlo Misilmeri non ha voluto essere da meno con questo striscione già affisso mercoledì nella partita contro la Cracas di Coppa. E proprio da quella partita si riparte per cercare di riscattarsi e per cercare di tenere la scia proprio del gigante che è in testa alla classifica. Andiamo con il racconto di questi 90 minuti, racconto che inizia con un calcio di punizione per l'Oratorio Marineo sul pallone, come di consueto Capitan Maggio. La sua conclusione è velenosa, respinta da Marino, poi c'è il tapin di Colley, ma in fuorigioco. Veniamo al sesto minuto con l'attacco insistito della Don Carlo Misilmeri, la palla che arriva all'Onigro, il quale sventaglia al limite per Concialdi che se la sistema, calcio col sinistro, una grande traiettoria che batte Sisei, porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri. Ancora un capolavoro tra le mura amiche da parte di Piero Concialdi, che nell'ultima gara casalinga di campionato aveva illuminato il pomeriggio del Giovanni Aloisio con due perle da Cineteca contro la Nissa. Don Carlo che insiste, anche se qui c'è un'occasione per il Marineo con questa palla sventagliata proprio da Colle all'indirizzo di Gambino. Il nuovo arrivato nell'attacco del Marineo batte Marino, ma la palla sbatte sul palo al 10° minuto, graziata la Don Carlo Misilmeri, che poi stufferà all'attacco. Minuto 18 c'è questo calcio di punizione battuto da Alessio Lonigro con la palla che spiova in mezzo, il colpo di testa di Costantino a cercare Manfrè, poi sulla smanacciata arriva Matera, la cui conclusione viene respinta a corpo morto da Di Maggio. Passa circa un minuto, torna ad attaccare la Don Carlo, dialogano bene gli attaccanti di Mister Utro, poi Concialdi smista sulla sinistra per la corsa di Pellegrino, la palla arriva al limite dell'area per il tiro di Gigi Mendola, respinto, anzi bloccato in questo caso da Sisei. Superiamo la mezz'ora, calcio di punizione alla Don Carlo, ancora la sinfonia, la seconda di questa partita di Pierino Concialdi, che attende il fischio, parte con la rincorsa, mette in mezzo un pallone sontuoso per Simone Giuliano, il quale segna il gol del 2-0, minuto 32. Torna in gol il centrale della Don Carlo Misilmeri, che poi festeggia con i compagni, ringrazia Piero Concialdi, ma soprattutto Don Carlo che allunga nel punteggio.
ma stiamo per vedere un'altra perla del repertorio di Piero Concialdi, l'assoluto dominatore di questa giornata, di questo derby dell'Eleuterio. Calcio di punizione dal limite, l'arbitro fischia. Concialdi prende una breve rincorsa, poi calcia in maniera imparabile per la Missisei il 3-0 della Don Carlo, ancora una doppietta al Giovanni Aloisio per il numero 10 della Don Carlo Misilmeri, che festeggia ancora una volta vicino agli spalti di Piano Stoppa. Una rete che, diciamo, chiude ogni discorso, visto che si scioglie definitivamente l'oratorio marineo, e al minuto 42 su questa bellissima sponda per Concialdi il numero 10 ha ancora la possibilità di brillare. Un'occhiata al centro, lo scarico per Vincenzo Manfrè, che segna al minuto 42. Sono bastati 42 minuti dunque al ritorno, il suo secondo ritorno alla Don Carlo Misilmeri per gonfiare la rete avversaria. 4-0, ed è così che si va all'intervallo di metà gara con una Don Carlo straripante che poi nel secondo tempo inevitabilmente cala di intensità. Prova ad approfittarne il marineo di mister Tomasello, che non è domo. Qui cerca la giocata con Sene Senyong, uno degli ex della sfida. Conclusione, sopra la traversa al minuto 6 e mezzo, passa un giro di lancette, prova ad uscire, ancora palla al piede la squadra di Tomasello con la giocata sulla sinistra, che mette in movimento Colley, il quale si libera anche sbracciando di un paio di avversari. Poi la palla ancora a Sanyong, che restituisce al suo compagno sulla sinistra. Conclusione, sopra la traversa dopo che è uscita sul fondo. Ancora Marineo che ci prova più con l'orgoglio che con le idee. Qui la giocata di Bordoni ancora per Colley, nuovamente il numero 3 che arriva sul fondo, mette in mezzo per Gambino, in qualche modo si salva Marino, poi spazza Frisella, ma qualche secondo dopo torna ad attaccare la Don Carlo con una palla recuperata da Manfrè e da Matera, il quale smista per Concialdi, l'1 contro 1 con Yobua. Lo disorienta Concialdi, che se la porta sul sinistro ad un passo dalla tripletta. Il numero 10, la palla che però va sul fondo, insiste la Don Carlo, minuto 61, il tacco di Matera per Concialdi, scambiano i due, calcio spettacolo al Giovanni Aloisio, poi la palla di Manfrè per Concialdi, che torna da Manfrè, il quale a tu per tu con Sisei non trova la porta, non trova il 5-0, non trova la doppietta, ma la Don Carlo che quando gioca spensierata fa male. E allora Concialdi al minuto 62 apre il compasso per la palla messa al centro, respinta in qualche modo da Sisei, poi ancora Concialdi per Matera, si salva Leone sulla linea a corpo morto, nega il 5-0 al suo avversario. Dal calcio d'angolo che ne segue, la palla messa in mezzo da Concialdi per la sforbiciata che viene respinta, tentativo di Manfrè che trova ancora una volta un salvataggio sulla linea. Minuto 69, Don Carlo che prova ad uscire qui con Lonigro che lancia lontano il pallone, riesce a intervenire però in uscita molto bene Ciccio Maggio, che calcia con il destro, la palla scende all'ultimo momento, sempre velenose le sue conclusioni dalla distanza. Qui però, minuto 82, calcio di punizione. Sul pallone c'è un altro gradito ritorno in casa Marino, ovvero sia Ciancimino, il quale scodella il pallone, allontana non in maniera definitiva la difesa della Don Carlo. Poi Tarantino mette in mezzo il pallone, braccio di Sino, l'arbitro non ha dubbi e concede rigore. Calcio di rigore per l'oratorio marineo, se ne incarica Andrea Gambino, che attende il fischio dell'arbitro per prendere la rincorsa. Qui parte il numero 9 dell'oratorio marineo, che si fa ipnotizzare da Marino, poi sul tapin il più lesto di tutti è Francesco Maggio. La rete del 4-1, rete che serve soltanto a negare il clean sheet ad una Don Carlo Misilmeri che però ha ampiamente la partita in mano, e allo scadere del terzo minuto di recupero arriva anche il triplice fischio del direttore di gara, finisce 4-1. Don Carlo che approfitta dello scivolone dell'Acragas per portarsi a un solo punto di distacco dalla vetta. Il tutto mentre domenica prossima si giocherà proprio lo scontro diretto allo stadio Esseneto di Agrigento. Da Sportisire è tutto, alla prossima.
Entriamo dal centro universitario sportivo di Palermo, secondo tempo di CUS Palermo Monreale, che sta per iniziare. Come vedete al punteggio poca storia dopo i primi 35 minuti, con il CUS in vantaggio per 4-0. Ripresa che si apre senza cambi rispetto alla prima frazione. È probabile che a questo punto i cambi arriveranno in massa nel secondo tempo. Prima però le formazioni, col direttore di gara che sta sistemando, sta dando un'occhiata alle due porte. CUS con Bozzotta in porta, in difesa Motisi a destra, a sinistra Casise, centrali sono Gowa e Vitrano, in mezzo al campo Catanese con Sollena e Villeci un po' più avanti, Santoro sull'ala destra, Romano sull'ala sinistra, di punta gioca Vetrano. Dall'altra parte risponde il Monreale con Vassallo in porta, con Del Monte che gioca a destra, Prestigiacomo a sinistra, nella linea difensiva completata da Conigliaro e Greco. Torregrossa a Darmanforte davanti la difesa con Nicosia e Mazza per vie centrali. Gioca un po' più in avanti con Mannalà, Castrofilippo a completare la formazione titolare. Ci pensa Puccia. Panchine con il CUS che ha a disposizione il secondo portiere Anzalone, poi Mortillaro, De Carli, Lacorte, Caccem, D'Antoni e Di Benedetto. Dall'altra parte in panchina Matranga, Di Giovanni, Pensabene, Spatola e Cacioppo. Direttore di gara che non deve fare altro che far ripartire il gioco. Il secondo tempo che inizia in questo istante. Primo pallone gestito dal CUS, secondo tempo che avrà probabilmente ben poco da raccontare, con la prima discesa di Casisa a sinistra. Casisa prova ad arrivare sul fondo, mette al centro il pallone, toccato in angolo da Greco. Subito opportunità dalla bandierina per i ragazzi di Perrone, che ricordano sbloccato la partita con Sollena. Poi il raddoppio di Vetrano su calcio di punizione, sul rigore invece Santoro per il 3-0 e infine Romano per il 4-0, che va detto rispecchia l'andamento della partita, cui solo il CUS ha cercato e ha anche trovato la porta. Qui per poco non la ritrovano, prima Sollena, poi Catanese. La palla che si perde in fallo laterale. Passato un minuto dall'inizio del secondo tempo, subito pericolosi gli uomini in tenuta nera. Qui rimessa per Prestigiacomo, arriva Mannalà molto arretrato rispetto alla sua posizione di punta, lo ferma Sollena, poi Vetrano prova ad arrivare, Prestigiacomo chiude, Greco non trova compagni, allora può riorganizzarsi il CUS con Billeci, tocco per Casisa, la fa arrivare Casisa che salta un avversario, sempre Casisa, ingresso in area, cerca la porta col sinistro, palla fuori, calciato in caduta qui Francesco Casisa. Tanto per il momento tutto fermo sulle due panchine. Mentre il rinvio di Vassallo trova l'intervento di Torregrossa, poi Villeci interviene, Vetrano, Catanese, Romano affrontato da Del Monte, spalla alla porta Romano, rischia di perdere palla, alla fine Casisa vince un rimpallo e serve Sollena, anticipato Sollena per l'intervento di Nicosia e prova ad uscire palla al piede il Monreale. Qui Mannalà però perde palla, poi prova a dar fastidio a Villeci. Motisi affrontato, vince il rimpallo, poi riesce a giocarla su Sollena. Gowa, avanza Gowa che poi serve in avanti Romano, poi Casisa per vie centrali su Sollena ai 25 metri, palla per Santoro che è in fuorigioco, va tagliato alle spalle dei difensori, letteralmente alle spalle dei difensori. Direttore di gara che ravvisa l'offside. Si
Si riparte con la giocata lunga da parte del Monreale, il controllo tentato senza successo da Castrofilippo, poi Vitrano per Vetrano, ora Santoro. Santoro, la giocata sullo stretto, ancora Santoro, serie di dribbling, sempre Santoro che alla fine trova lo scarico su Motisi, il cross di prima intenzione, una specie di campanile, Vassallo la tocca, la mette in calcio d'angolo. Quarto tiro dalla bandierina per il Cus Palermo. Con la palla che spiove all'interno dell'area di rigore, anticipato Romano. Poi pallone allontanato da Puccia, poi Gowa. Quell'intervento falloso su Mannalà, calcio di punizione. Intervento sanitario della panchina del Monreale per verificare le condizioni di Salvatore Mannalà. Si rialza Mannalà, accompagnato ai confini del terreno di gioco, uno scontro sicuramente non volontario da parte di Gowa, e che il Monreale restituisce sportivamente il pallone. L'arbitro ha fermato il gioco non per fischiare fallo, ma semplicemente per verificare le condizioni del numero 9 che è regolarmente tornato in campo. Qui Santoro prova ad arrivare, arriva, sterza su Prestigiacomo, ancora Santoro, guarda la porta, poi cerca Catanese gli offre il pallone di ritorno, sempre Santoro, l'aggancio non perfetto, allora Prestigiacomo allontana, Catanese pizzica il pallone, poi a vuoto Billeci prova a subentrare nell'azione Castrofilippo che fa correre proprio Mannalà allunga la falcata, si allunga anche il pallone. Gowa questa volta prende la palla, la mette in fallo laterale, quella che è una delle prime avanzate convinte da parte del Monreale dopo 41 minuti di gioco, quindi 6 dall'inizio della ripresa del Monte. Lungo, colpo di testa da parte di Vitrano, Motisi può prendere campo, pallone lungo linea, Vetrano, controllo orientato, prova a girarsi verso la porta, poi decide di scaricare ancora su Motisi. Motisi per Villeci, poi Sollena, ora Vitrano. Motisi guarda Santoro, lo serve, ancora Santoro, evita l'intervento da parte di Torregrossa, sempre Santoro. Vetrano si gira, tanti uomini del Cus nell'area di rigore, alla fine sbaglia la lettura Vetrano, consente il recupero, ancora Cus in possesso. Vitrano allarga a cercare Romano, ancora Vitrano di testa, Catanese, Casisa, Gowa, palla per Billeci che cerca di girarsi, serve sulla corsa Casisa, Casisa prova a tenere il pallone in campo, non ci riesce. Scusate, caffè niente, mi portassero caffè. Mi portassero caffè, Quanto rimette in gioco Del Monte per il Monreale, che intanto manda a scaldare tutti gli elementi della panchina. L'unico che per il momento non si scalda è Pensa Bene, ma semplicemente perché sta facendo da assistente, quindi dovrà aspettare il proprio turno.
Intanto prova ad avanzare Mazza, chiude Vitrano, ancora sui piedi ai giocatori del Monreale. Puccia era in fuorigioco qui e non ha potuto giocare il pallone. Sollena riesce a girarsi in mezzo a due, avanza Sollena, poi la palla in profondità per Vetrano che era in posizione regolare, ora Santoro, ma l'arbitro evidentemente ha ravvisato il fuorigioco del numero 9. Mentre sta già pensando anche a qualche mossa mister Perrone. Mentre avanza il Monreale, anche se questa palla viene facilmente controllata da Vitrano. Villeci in mezzo a 3, si disimpegna e trova Gowa. Dalla lungolinea la giocata poi di Romano per la corsa da parte di Casisa che va sul fondo, viene fermato da Conigliaro. Calcio d'angolo. Quinto giro dalla bandierina per la squadra in tenuta nera. Villeci può proporre il cross, Vitrano controlla, calcio col sinistro, c'è la deviazione e la palla si perde ancora in angolo e diventano 6 corner per il Cus, con Vetrano che gioca corto su Santoro. Santoro dribbla, ingresso in area, poi scarico su Catanese. Catanese in qualche modo prova a giocarla, arriva Casisa fermato. Del Monte allora può rilanciare la ripartenza del Monreale, viene però fermato Puccia dall'intervento di Vitrano che già è rientrato in difesa. L'arbitro vede un fallo da parte del capitano del Cus, allora punizione Del Monte. Torre Grossa non perfetto, anzi decisamente sballato il suo rilancio. Poi Casis, Romano, il sombrero su un avversario, poi ancora Romano, la palla per Santoro che si muove sempre tra le linee. Santoro, la sterzata, Santoro limite, entra in area, ancora Santoro, ubriaca gli avversari, sempre Santoro, tiro deviato, allontana la difesa del Monreale, poi anche il tiro di Sollena viene respinto. Il Monreale che in qualche modo si salva, ma c'è un tocco di mano secondo l'arbitro qui, anche poca clemenza da parte del direttore di gara. Prestigiacomo sui piedi ancora di Santoro che dribbla nuovamente il suo diretto avversario, sempre Santoro sul fondo, mette al centro, allontana la difesa, poi Catanese davanti al portiere, calcia, trova la deviazione e alla fine Santoro la fa sua. Rinvia Vassallo, palla che cade dalle parti di Nicosia che viene però scavalcato. Motisi aggredito da Castrofilippo, sempre Motisi. Sollena per Vitrano Ragova. Villeci, un piccolo trotto il Cus in questa azione. Gowa, Casisa, torna da Villeci, Motisi con spazio per attaccare, si fa incontro anche Santoro. Eccolo il tocco per il numero 11, evitato Torregrossa, ancora la sterzata di Santoro, palla per Vetrano, posizione regolare, l'uscita di Santoro anticipato, anzi uscita di Vassallo anticipato da Vetrano, poi la palla allontanata da Greco. Allora c'è un fallo laterale per il Cus Palermo. Motisi che va da Vitrano. Villeci, Catanese scarica su Gowa che arriva da ultimo uomo. Qui rischia di incespicare Villeci, alla fine perde palla. Mannala, Mazza per la corsa di Puccia che prova a far correre Mannala. Ancora una volta pallone troppo lungo. E nuovamente Mannala costretto a inseguire i palloni imprecisi dei suoi compagni. Adesso però un'altra occasione
Mandala con il cross di testa Vitrano. La palla può diventare buona per Mazza, che va a contrasto con Sollena. Chiede anche un fallo di mano, l'arbitro non gli dà retta. Allora riparte Motisi. Santoro evita il rientro di Torregrossa. Sempre Santoro, che poi cerca la palla filtrante. Si è mosso Romano, taglia fuori perfetto di Del Monte. La palla che arriva a Vassallo. Mentre ha pronti diversi cambi mister Perrone. Ce ne sono 3 davanti alla panchina. Casisa allunga la falcata, mette in mezzo Santoro, il controllo, Santoro sterza, se la porta sul destro, poi di nuovo sul sinistro, Santoro e Vassallo con la parata miracolosa sul palo. Ancora una volta ci deve pensare Vassallo a negare il gol, questa volta a Santoro. Poi Motisi non riesce a tenere la palla in campo. Primi cambi per il CUS, per gli ingressi di De Carli e di D'Antoni. Escono Casisa e Goa. Quarto d'ora del secondo tempo che sta per passare. Non dovrebbe cambiare nulla a livello tattico. De Carli giocherà centrale, D'Antoni giocherà terzino. Tanto problema alla schiena per l'arbitro. Alla schiena, spray magico, passa tutto. Torregrossa, Mazza allarga a destra per Del Monte. C'è il recupero da parte di Romano che può andare. Romano sempre contro Del Monte, lo salta in velocità. Ancora Romano, cerca l'ingresso in area, lo trova. Romano fermato da Greco. Poi Torregrossa prova a lottare, ritrova il pallone il numero 6 del Monreale. Palla lunga, De Carli con calma, tocca per Bozzotta, rischia qualcosa Bozzotta, trova comunque Vitrano. Sollena con calma, Vitrano per Motisi, gioca sul velluto il CUS. Ancora Motisi con Santoro che viene incontro. Motisi cerca la palla in profondità per Vetrano, posizione regolare di Vetrano, chiude però con Iaro, calcio d'angolo. L'angolo di Santoro, battuto corto per Villeci, scambiano i due. Santoro tiene la palla in campo, poi prende il centro, sempre Santoro, guarda la porta, la cerca col sinistro, Vassallo in qualche modo, poi Sollena per la rete del 5-0. Non è riuscito questa volta a salvare Vassallo, doppietta per Davide Sollena e rete del 5-0. Mauro. Intanto cambia qualcosa il Monreale. Doppio cambio. Per il Monreale cambia qualcosa anche il CUS, che manda in campo la Corte e anche Di Benedetto.
vanno fuori probabilmente Catanese e Sollena, perché Motisi tra l'altro si è già spostato a centrocampo. Intanto esce Prestigiacomo, Sono due centrocampisti centrali e dentro un difensore destro e un attaccante. ci sono i due ingressi da parte di Di Giovanni, maglia numero 13, e Spatola, maglia numero 15. Commentando le sostituzioni. O no? Ma quando facciamo? Confermati il doppio cambio invece dall'altra parte Di Benedetto e la Corte al posto di Catanese e Sollena, quindi rivoluzionata la linea di centrocampo. È convitale. Convitale. Convitale, quella di ieri. Quando ci scemo, ma non le sa male. Hai capito? Ah? Quanto finisce? Tanto siamo nel corso del 20° minuto del secondo tempo, il punteggio è cambiato da quasi 2 minuti col Cus che si è portato sul 5-0 con la doppietta di Sollena. Ha già recuperato palla con Romano, palla per Vetrano, chiude Conigliaro, altro calcio d'angolo. L'angolo per Villeci. La battuta verso l'area di rigore, poi c'è il tentativo subito di Benedetto con la palla che si perde sopra la traversa. Cerca di mettersi in partita il numero 2, inizialmente previsto in formazione. Battuta lunga, interviene Santoro, poi prova ad arrivare senza successo proprio Di Benedetto. Intanto altri due cambi, gli ultimi due almeno per quanto riguarda i giocatori di movimento per il Cus Palermo. Stanno per entrare Mortillaro e Caccem, esce Vitrano. Ed esce anche Romano con Mister Perrone, che ha anche ordinato il passaggio al 3-5-2, quindi qualche minuto per sperimentare, chissà, anche per avere soluzioni in più per la seconda parte di stagione. Qui intanto fuori gioco abbastanza netto di Castro Filippo. Azione che sfuma, abbastanza rapidi, va detto, i cambi, perché partita abbastanza veloce, ripeto, pochissime interruzioni. Questo secondo tempo causate anche dal risultato e da un possesso palla, una partita meno spezzettata. Qui intanto ancora in fuorigioco, questa volta Mannalà. Di Benedetto, palla per Villeci, lunga a cercare a trovare Di Benedetto, corre la Corte davanti a lui, Di Vetrano non riesce a servirlo, poi Vetrano recupera palla su Conigliaro, Vetrano lato corto dell'area, il cross al centro e il gol del 6-0. Subito Mortillaro a timbrare il cartellino personale, appena entrato in campo l'ariete del Cus fa 6-0. Non è un nonno che ho visto.
Non c'erano nell'Europeo. Sì, è là. Bravo, bravo. Sì, sì. Riprende il gioco, anzi no. Ancora una volta il direttore di gara vede una palla in movimento, allora fa ripetere. Bravo. Lì dovevi fare altre cose. Che veloce. La corte sì, sì. Santoro ha recuperato palla quando tra l'altro ci avviciniamo anche agli ultimi 10 minuti di partita. Vetrano cerca Santoro, lo trova. Santoro prova a calciare e trova il settimo gol ed è doppietta anche per Santoro, che trova la settima rete del CUS. Tanto cambio nel Monreal, entra Cacioppo. Uscita al campo di Greco. Ultimi 10 minuti in corso. Vedremo anche, in virtù del risultato, quanto ammonterà l'eventuale recupero. Qui intanto Mannalà cerca, anche con un pizzico di frustrazione, di calciare da centrocampo. Ricordo nuovamente, approfittando anche del periodo un po' soft della partita, che oltre ovviamente agli highlights delle gare, intanto attenzione a Vetrano, posizione regolare, Vetrano, attualmente con Vassallo, Vetrano, Vassallo si oppone, qui Vetrano probabilmente poteva fare un passo in più col pallone. Motisi, limite dell'area, ci prova col destro, ribattuto. Sì, Tanto è uscito Conigliaro per fare posto a Cacioppo. Greco qui invece insegue Vetrano, lascia scorrere il pallone. Poi dicevo, oggi oltre agli highlights delle gare giocate ieri e agli highlights della gara attualmente in corso tra CUS Palermo e Monreale, Sportisili andrà live anche dal comunale di Marineo, perché si chiude il girone di andata e si chiude il 2022 anche nel campionato di promozione girone B di fronte Città di Casteldaccio e Villarosa. Tutto documentato dalle nostre telecamere in diretta integrale per capire se ci sarà chiusura felice del girone per una di queste due squadre. Qui intanto ancora Vassallo, poi Vetrano, tiro ribattuto, intervento falloso ai danni di D'Antoni e qui inizia la caccia dei ragazzi a chi vuole battere la punizione. Il resto voglia di tutti di entrare nel tabellino dei marcatori, ovviamente Vassallo permettendo. E Mortillaro che sembra essersi incaricato del tentativo. Mette 4 compagni in barriera Vassallo. C'è il fischio con Villeci che se ne va, con Mortillaro che guarda la porta, colpo di testa a mettere la palla fuori proprio da parte di Spatola. Allora calcio d'angolo, dovrebbe essere l'8º per il CUS Palermo. E a completare proprio a proposito di Monreale e di settore giovanile, domani sempre in diretta da Partinico la sfida tra Partinico Audace e Monreale per il campionato regionale juniores, con la squadra di Gaetano che cerca di tornare al successo dopo
il pareggio in rimonta proprio contro i pari età del CUS, la gara di lunedì scorso al Boncore. Motisi, forse con un braccio, sì, calcio di punizione. Torregrossa per la punizione si è abbassato definitivamente nella posizione di centrale dopo l'uscita di Conigliaro, uno degli elementi sul quale sicuramente il Monreale deve puntare anche per le prossime annate, anche quando ci sarà il salto dai giovanissimi agli allievi. La Corte accelera il 15 del CUS, che poi cerca di scavalcare, trova Mannalà, poi spatola il tocco di Nicosia a cercare la corsa di Castrofilippo. Castrofilippo alla meglio su un avversario, poi l'uscita di Bozzotta, ancora Castrofilippo ha la possibilità, c'è il fallo e c'è il calcio di rigore, fallo di De Carli. Qui tra l'altro non c'è stato provvedimento su De Carli, che ha steso il proprio avversario e c'è la possibilità dagli 11 metri per il Monreale quantomeno di sbloccare il proprio score, con le raccomandazioni del direttore di gara a Bozzotta, tutti fuori dall'area. Poi sarà Mannalà contro Bozzotta. Il direttore di gara porta il fischietto alla bocca, poi fischia. Parte Mannalà con il destro e la palla che si perde fuori, e quindi sprecata malamente questa opportunità di schiodare lo 0 dalla casella Colfatti, quando siamo entrati da qualche secondo negli ultimi 5 minuti di gara. Punteggio che sarebbe stato comunque pesante per il Monreale, però certo, evitare di restare a quota 0. Intanto fallo di Mannalà su De Carli, calcio di punizione. Per completare il quadro, ovviamente sui profili social di Sportisti li potrete trovare nel corso della giornata, oltre agli aggiornamenti sulle gare delle principali formazioni siciliane, anche le classifiche. Intanto la Corte, fermato da Torregrossa, con le classifiche dalla B all'eccellenza, passando ovviamente per C e D, eccellenza entrambi i gironi siciliani ovviamente. Qui intanto doppio cambio, probabilmente esaurisce qui i cambi la panchina del Monreale, con Matranga che prenderà il posto di Vassallo. Vassallo, a mio modo di vedere, altro ottimo elemento, almeno per quello che si è visto oggi. E poi Pensa Bene, maglia numero 14. Bisognerà capire di chi prenderà il posto. Tutto pronto per i due cambi, direttore di gara che costringe i giocatori a fare qualche passo in là per essere sostituiti. È uscito Greco per fare posto, ma Pensa Bene, questa volta è uscito davvero lui. Ultimi 2 minuti e 40 secondi, poi vedremo se ci sarà recupero e quanto ammonterà. Mentre Santoro, tocco per l'avanzata di Cacciame, poi il tiro e la rete dell'8-0. Ancora Mortillaro in gol e dunque 8º gol per il CUS Palermo.
riprende il gioco, ultimi 100 secondi o poco più di questa partita, che per il momento vede il CUS con 4 gol per tempo. Qui Billeci, Di Benedetto, De Carli, ancora Billeci, il tocco per l'avanzata da parte di Kaccem, la corsa di Vetrano, Vetrano sul fondo, ancora al centro Kaccem, poi il piazzato, arriva la Corte che calcia, palla alta. Ormai gara arrivata agli sgoccioli. Con Matranga che va a rinvio, la Corte in anticipo, la Corte è ingresso in area, lo ferma Torregrossa, calcio d'angolo. Il direttore di gara che inizia a guardare il cronometro. Lo ha segnato, però non si è capito a quanto ammonta il recupero. Di Benedetto intanto va giù, l'arbitro lascia giocare. Si gioca allora. Tantoni, tocco per Billeci, sempre Tantoni, qualcosa che muove il pallone lentamente dalle proprie retrovie. De Carli, Mortillaro, fronte alla porta Mortillaro, poi prova a calciare rasoterra, blocca Matranga, prova a chiamare i compagni a salire, cercato Mannalà, il colpo di testa solo abbozzato da Tantoni, poi De Carli prova a portare a spasso il pallone ma lo perde, allora Mannalà. De Carli si oppone nuovamente, l'arbitro fischia un fallo contro il centrale che non è entrato benissimo in partita, va detto, ha causato il rigore, qui ha commesso fallo. Calcio di punizione che verrà eseguito dal Monreale quando sono passati 1 minuto e 15 secondi dopo lo scadere del 70°. Il calcio di punizione verrà battuto verso l'area di rigore. Mazza si è portato all'interno dell'area di rigore insieme ai suoi compagni. Qui Mannalà sul lato corto, costretto a girarsi, Cus tutto indietro tra l'altro, nega la giocata anche nel finale e cerca anche la ripartenza con Kaccem che fa correre i compagni. C'è la palla all'interno dell'area di rigore con il piazzato e la palla che finisce in rete. E Kaccem che trova il 9° gol con la chiusura in trionfo, in gloria per il CUS. 2 minuti e mezzo oltre lo scadere. L'arbitro fa ripartire il gioco giusto per fischiare la fine. Finisce 9-0 per il CUS che chiude bene il 2022 con la sua formazione giovanissimi. Poco o nulla da dire sulla partita, a dire la verità, dominio della squadra di casa. Noi ringraziamo tutti coloro i quali ci hanno seguito, da parte mia, visto che almeno per quanto riguarda il CUS
e le formazioni del settore giovanile CUS da parte della redazione di Sportisti, anche l'augurio di buone feste, appuntamento al 2023. Alla prossima.